I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato. La segnalazione all'autorità giudiziaria del malato di coronavirus che rifiuta il ricovero è tra le novità della nuova ordinanza regionale presentata all'unità di crisi di Marghera dal presidente Zaia. Dei 28 nuovi casi di Covid registrati in Veneto dal 1 luglio, 15 provenivano dall'estero. Questo ha portato anche a regolare chi, italiano o straniero, rientri in Italia da vacanza o viaggio di lavoro in paesi non facenti parte dell'Unione Europea e dell'area Schengen. Arrivo dalla Serbia per andare in spiaggia, mi faccio 14 giorni di quarantena. Se arrivo dalla Serbia perché devo lavorare, cioè devo rientrare nel mio processo produttivo, o sono un lavoratore veneto che è andato a fare delle attività in Serbia, mi si scusi se faccio l'esempio della Serbia, che è quella più attuale, faccio i 2 tamponi e tutta la trafila. Nel caso di isolamento per 14 giorni di persone di rientro da una vacanza all'estero che hanno avuto contatti a rischio con positivi o che accusano contemporaneamente difficoltà respiratorie e più di 37,5 gradi di temperatura, l'ULSS ha l'obbligo di denuncia e comunicazione a sindaco, prefetto e polizia per eventuali controlli e misure cautelari. L'uscita dall'isolamento fiduciario comporta per i negativi al tampone una multa di 1.000 euro. Per i positivi invece si entra nel penale con condanne fino a 12 anni di detenzione. Pesanti le sanzioni anche per le aziende che non rispettano gli obblighi dei propri dipendenti all'estero per ragioni lavorative. Stiamo parlando dei lavoratori che vengono tamponati 2 volte e lavorano con la mascherina nell'attesa del secondo tampone negativo. La sanzione di 1.000 euro per ciascun lavoratore dell'azienda. Quindi non solo per quel lavoratore, ma se l'azienda ha 100 dipendenti sono 100.000 euro. Un ultimo fronte aperto, ma dipende dal governo, è far rientrare il coronavirus tra i casi in cui si può disporre il trattamento sanitario obbligatorio. Il ministro Speranza, per carità, lui non comunicherà per conto suo, visto che ha fatto anche un'intervista per cui mi permetto di riportare le parole che peraltro aveva anticipato a me, che condivide la posizione sul tema del ricovero, nel senso che quando un cittadino ha l'obbligo di essere ricoverato perché non può provvedere a cure in autonomia e in sicurezza, bisogna che i sanitari siano in condizioni di ricoverare. All'annuale rilevazione di gradimento dei presidenti di regione effettuata dal Sole 24 Ore, intanto, Zaia si classifica abbondantemente primo in Italia, con una crescita di quasi 20 punti percentuali dall'elezione, dal 50 al 70%. Dà soddisfazione che condivido perché è frutto del lavoro di tutta la squadra, non solo degli assessori e dei consiglieri, ma anche di tutti coloro che lavorano con noi, pensate a tutta la squadra della sanità, a tutti. Dopodiché stiamo sondando e testando un periodo atipico, no? Da un punto di vista statistico si direbbe che il campione non è significativo, perché stiamo parlando di 100 giorni di coronavirus e quindi ci sono degli amministratori che si sono messi sotto i riflettori, altri che non c'entravano nulla con la sanità e quindi qualcuno se li ha anche dimenticati.